Saranno le primarie, a meno di imprevisti, a designare il candidato presidente della regione del centro-sinistra, Francesco Scoma, candidato sindaco a Palermo. Giuliana Miccichè. Nell'ambito della coalizione del centro-sinistra si procederà molto probabilmente alle primarie per la scelta del candidato presidente della regione alle elezioni in autunno. L'ultima volta che si sono svolte è stata nel 2007, quando i Gazebo vinse Rita Borsellino, poi sconfitta alle urne da Totò Cuffaro. Sono a favore delle primarie tutti, tra Movimento 100 Passi di Fava, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle con Dino Giarrusso, l'eurodeputato che ha già espresso la volontà di candidarsi presidente e che commenta: per me le primarie sono la soluzione migliore, ne parlo da settimane negli incontri con la base nei territori e non ho mai sentito dissenso sul tema. Ne ho discusso col segretario del Partito Democratico siciliano, Anthony Barbagallo, e anche con Claudio Fava. Prima però bisogna stabilire il perimetro della coalizione per capire quanto larga deve essere, scrivere il programma e definire i criteri per la composizione delle liste per evitare di trovare magari qualche candidato con precedenti penali. Ovviamente dovrebbe essere consultata la base del movimento. Noi abbiamo sempre fatto le consultazioni interne. Mi sembra naturale che siano i nostri iscritti a pronunciarsi sulle primarie di coalizione. Anche la scelta del nostro candidato alla presidenza della regione dovrebbe essere fatta interpellando la base, fermo restando il principio invalicabile del doppio mandato, che rimane un caposaldo del Movimento 5 Stelle. E di riferimento alla data delle primarie, che secondo il Partito Democratico dovrebbe essere la prima settimana di luglio, Giarrusso aggiunge: per me sarebbe meglio farle la prima settimana di giugno, comunque prima delle elezioni amministrative del 12 giugno. Sarebbe un modo per animare l'elettorato progressista in una fase in cui il centrodestra è a pezzi. Il governatore Nello Musumeci è detestato persino dai suoi alleati e la situazione è paradossale a Catania col sindaco Salvo Pogliese che non si capisce se si dimette o rimane. E poi vi sono le spaccature a Palermo. Sarà Conte comunque a decidere. In casa centrodestra invece si lavora per le elezioni amministrative a Palermo. La rosa dei candidati si amplia. Ha ufficializzato la sua corsa Francesco Scoma, in campo con due liste. Prima l'Italia, il progetto politico elettorale lanciato dal leader della Lega Matteo Salvini per le amministrative e le regionali in Sicilia, e Scoma sindaco. Pertanto Scoma si aggiunge a Roberto Lagalla, UDC, Carolina Varchi, Fratelli d'Italia e Totò Lentini, autonomisti e popolari.